Oltre 1.400 i pignoramenti dei conti correnti bancari arrivati ai cittadini di Agrigento emessi dal Comune per la riscossione di tributi locali risalenti al 2015 e al 2016. È un'azione mirata e proporzionata, ha affermato il sindaco Miccichè. Giornata dedicata alla prevenzione dei tumori, iniziative dell'AIRC e dell'ASP di Agrigento in piazzale Ugo La Malfa. L'Ordine dei Medici discute su medicina del lavoro nel corso delle giornate siculo-calabre. Infiltrazioni d'acqua, sopralluogo oggi all'ospedale, sequestrato di via Atenea per verificarne le cause. Sospesi e revocati dal governatore Schifani i dirigenti indagati nel corso dell'inchiesta del Tribunale di Palermo, che ha visto coinvolti l'ex governatore Cuffaro e il parlamentare Romano, e proprio oggi l'ex governatore Cuffaro si dimette da segretario nazionale della Democrazia Cristiana. I carabinieri di Ravanusa fermano 4 individui per avere malmenato un disabile. A Ribera operazione antimmigrazione. A Cammarata arrestato un uomo per una rapina commessa a San Giovanni Gemini. L'Agragas in casa in trasferta a Modica, il Castrum impegnato a San Cataldo, il Licata incontrerà il Marsala, una panoramica degli incontri di calcio della domenica. Buongiorno, benvenuti con TV Notizie di oggi 8 novembre sabato. Arrivano i primi pignoramenti dei conti correnti bancari, i cittadini morosi, dopo che il Comune di Agrigento ha avviato la riscossione diretta dei tributi non pagati. In alcuni casi, secondo diverse segnalazioni, i conti correnti sarebbero stati bloccati integralmente. Si tratta, secondo i numeri diffusi dal sindaco, di circa 12 milioni di euro mancanti per incassi risalenti addirittura al 2016, di cui solo 1 milione è stato finora recuperato. Sono stati emessi 8.000 avvisi di pagamento e 1.400 di questi hanno portato all'attivazione di pignoramenti. La replica del sindaco Miccichè: non è una campagna indiscriminata, ha precisato in una nota, ma un'azione mirata e proporzionata. Ce ne parla meglio la collega Margherita Trupiano. C'è allarme e preoccupazione tra gli agrigentini a causa del pignoramento diretto tramite conto corrente e in alcuni casi al totale blocco dello stesso per somme riferite a tasse non pagate. L'operazione, avviata dal Comune di Agrigento tramite un'azienda esterna che si presume abbia un riscontro economico dall'azione di recupero, tende a riscuotere direttamente i tributi non pagati a partire dal 2016. Dunque, il provvedimento ha creato disperazione tra tanti utenti impossibilitati, tramite l'avvenuto blocco del conto corrente, a poter acquistare anche il minimo per la sopravvivenza. Il sindaco Miccichè si affretta a rassicurare. L'amministrazione comunale, afferma, sta verificando i casi segnalati in cui i conti sarebbero stati bloccati integralmente. Chiederà agli istituti di credito di attenersi rigorosamente ai limiti di legge che tutelano stipendi, pensioni e assegni di invalidità. Attraverso gli uffici competenti, poi dice, favorirà la sospensione temporanea o la rateizzazione nei casi di comprovata fragilità sociale. Anche se di fatto, considerato che la legge sostiene che nessun pignoramento può colpire il minimo vitale, cioè la parte di pensione o stipendio indispensabile alla sopravvivenza, questo doveva venire accertato prima, non solo a seguito della disperazione espressa dai cittadini. Ma si sa, ad Agrigento poche cose sono frutto di un percorso progettuale ragionato, si naviga a vista e l'estemporaneità la fa da padrona. Agrigento, capitale della cultura, ne è l'esempio. Premesso che pagare le tasse è sacrosanto, è pur vero che le stesse hanno una finalità, l'erogazione di servizi pubblici. E a ben vedere la città di Agrigento, al netto di tagli dei nastri, inaugurazioni e pure esibizioni personali, di servizi ne offre pochi e mal concepiti.
È giornata dedicata alla prevenzione oggi in città presso il mercato del piazzale Ugo La Malfa, l'AIRC presente per la raccolta fondi con la vendita dei cioccolatini della ricerca che si sono esauriti dopo poche ore, mentre l'ASP di Agrigento con il suo gazebo per effettuare gli screening oncologici contro i tumori della mammella e del colon retto. Noi abbiamo seguito le iniziative. Oggi qui ad Agrigento in piazzale Ugo La Malfa per continuare la raccolta fondi per un obiettivo nobile che è quello della ricerca antitumorale. Ecco, come sta andando e perché questa iniziativa? Oggi è una delle iniziative che noi volontari promuoviamo per conto della Fondazione Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, una raccolta di fondi per sostenere la ricerca scientifica. La ricerca scientifica richiede un grandissimo impegno da parte dei ricercatori, l'intelligenza, il sacrificio e l'impegno continuo, ma richiede anche dei fondi, richiede molto, è molto costosa la ricerca, ma la ricerca è la soluzione per quanto riguarda il problema del cancro. Tanti progressi sono stati fatti grazie alla ricerca scientifica e mi piace ricordare quando ha detto il nostro Presidente della Repubblica che ha letteralmente ricevendo al Quirinale ricercatori e volontari dell'AIRC ha affermato che la cura di oggi avviene grazie alla ricerca di ieri. La ricerca scientifica di oggi ci assicura la cura del domani. Quindi dobbiamo dare un grandissimo sforzo per raggiungere questo obiettivo di mettere il cancro all'angolo. Oggi i progressi sono stati straordinari in termini di guarigione, davvero, però il problema è sempre quello di arrivare presto, di arrivare prima, e la prevenzione è quello che è un obiettivo importante, molto importante. Volevo anche dire che il termine la prevenzione viene anche esercitata, accanto a noi c'è lo stand dell'ASP di Agrigento con proprio il gruppo che si occupa degli screening oncologici. La risposta delle persone è veramente straordinaria. L'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro ha una eccellente reputazione, una trasparenza assoluta e la gente si fida, viene e come dire, non ci risparmia, ha dato una risposta straordinaria. Noi siamo qui da 3 ore e abbiamo già finito questi cioccolatini offerti alle persone in cambio di un contributo. Ecco, insieme al stand dell'AIRC c'è anche l'ASP per questa campagna informativa sulla promozione degli screening oncologici. Sì, è importante essere sul territorio per parlare degli screening oncologici, ricordare alla cittadinanza che l'ASP è presente, è sempre vicina all'utente della fascia di età target, che ricordo essere 50-69 anni per lo screening della mammella e del colon retto e 25-64 anni per lo screening del cervicocarcinoma. Invito tutta la popolazione target di questa fascia di età di accettare l'invito dell'ASP e di andare a ritirare in farmacia il kit dello screening del colon retto, che è gratuito e non necessita la ricetta del medico di medicina generale. Mi raccomando, non nascondiamo la testa sotto la sabbia, diciamo di sì all'invito dell'ASP, partecipiamo e aderiamo agli screening oncologici, perché lo screening può veramente salvare la vita. Spesso arrivano queste lettere, mi costa personalmente, è arrivata anche a me, però molte persone non li prendono in dovuta considerazione, invece sono molto importanti, diciamo, dare atto a queste lettere che arrivano facendo questi esami che richiedono. È assolutamente importante non avere paura, perché la paura non aiuta. Se c'è il tumore, che ricordiamo molto spesso non dà nessun segno e sintomo di sé,
se c'è il tumore con la diagnosi precoce si può trovare, ed è una cosa è riscontrare un tumore in fase iniziale piccolissimo, quando è piccolissimo, ed evitare quindi interventi che possono essere devastanti e possono anche modificare la qualità della vita. Come sta andando un primo bilancio di questa mattinata? La popolazione devo dire che risponde abbastanza, è ben contenta nel trovarci qua e sta rispondendo abbastanza bene. Siamo qui oggi perché l'attività di prevenzione è importante. Io qui rappresento la giunta comunale proprio perché rivediamo che queste iniziative sono importanti per il territorio, bisogna sempre parlare di prevenzione. Oggi grazie all'AIRC e all'ASP di Agrigento abbiamo fatto sensibilizzazione sul territorio e anche con una piccola donazione dei cioccolatini si può dare un incentivo in più a questa ricerca e a questa prevenzione. Poi abbiamo integrato questa iniziativa con i mercati che sono un punto di ritrovo per le persone in modo tale da unire anche lo svago di un mercato all'attività di ricerca. La salute del cittadino al centro delle giornate siculo-calabre di medicina del lavoro, durante la quale oggi nella sede dell'Ordine dei Medici di Agrigento, presieduto da Santo Piruzzella, è stato approfondito il tema della gestione del paziente lavoratore affetto da malattie croniche non trasmissibili, il rapporto tra medico di medicina generale e medico competente, le interviste ai relatori. Abbiamo voluto organizzare queste giornate siculo-calabre di medicina del lavoro perché riteniamo molto importante la salvaguardia della salute di tutti i cittadini, diciamo in generale, e quindi curare un aspetto molto importante che è il rapporto tra i medici di medicina generale e i medici competenti, gli specialisti in medicina del lavoro. Tutto ciò per poter far sì che diano una idoneità per determinati tipi di lavoro, e questo chiaramente su suggerimento da parte dei medici di medicina generale di alcune patologie che di cui possono essere affetti i cittadini. In particolare queste malattie croniche non trasmissibili come l'ipertensione, il diabete. Quindi come sempre l'Ordine dei Medici ha a cuore sempre la salute dei cittadini, e poi tra l'altro è la nostra mission. La sicurezza sul lavoro è un aspetto molto importante che non si ferma solo nei luoghi di lavoro, ma è importante anche a casa delle persone. In che senso? Le persone per lavorare in sicurezza devono comunque mantenersi in salute, quindi la salute passa per non avere malattie, per stare bene, per evitare tutti quei fattori di rischio che comunque incidono sulla salute della persona e che di fatto rendono la persona più suscettibile di fronte ad un ambiente di lavoro. Quindi il messaggio che voglio lasciare è di cercare praticamente di mantenersi il più salute possibile. Di fatto, per esempio, mi riferisco all'obesità, al fumo di tabacco, al consumo di alcolici. Quindi il messaggio che oggi noi daremo in questo convegno non è solamente quello di sicurezza della salute degli ambienti di lavoro, ma anche di salute delle persone che sono anche lavoratori. L'organizzazione di questo evento, che ritengo sia veramente importante, nasce dalla collaborazione sicuramente dell'Ordine dei Medici con la sezione siculo-calabra della Società di Medicina del Lavoro, della quale io faccio parte pure. Infatti ci sono dei relatori e anche dei moderatori che fanno parte di questo direttivo della SIMMEL, che è la Società Italiana di Medicina del Lavoro. Molte relazioni appunto che nascono dal territorio, ed in particolare da alcuni medici di medicina generale e anche medici del territorio, in particolare che espletano attività di specialisti ambulatoriali, per ribadire appunto che è molto importante la collaborazione tra il medico competente e il medico di medicina generale, che in effetti diciamo che è professionista, che conosce il lavoratore, per cui
cioè per qualsiasi problematica evidentemente legata a motivi di salute, il medico del lavoro si interfaccia col medico di medicina generale per cercare evidentemente di ipotizzare dei percorsi diagnostici e anche terapeutici nell'interesse del lavoratore. Nella giornata odierna affronteremo un tema che mi sta particolarmente a cuore. È un tema che va a coniugare quelli che sono gli interessi della popolazione, in quanto vede in prima linea una collaborazione fra i medici di medicina generale e i medici competenti, cioè a dire gli specialisti in medicina del lavoro, che hanno l'obiettivo comune di tutelare la salute del paziente cittadino lavoratore e che insieme hanno l'obiettivo di tutelare la salute della persona. La medicina del lavoro è quella branca della medicina che si occupa di prevenire sostanzialmente l'insorgenza delle malattie lavoro-correlate e di fare sostanzialmente una diagnosi precoce di queste malattie. L'incontro di oggi, diciamo così, pone l'attenzione su quelle che sono le cosiddette malattie croniche non trasmissibili e del ruolo e del rapporto sinergico che deve essere presente tra il medico di medicina generale, che è il ruolo centrale nella gestione del paziente, e del medico competente, cosiddetto medico del lavoro, diciamo così, nella tutela del paziente lavoratore. Spostato dalla strada in ufficio, e questa è la notizia dei giorni scorsi che riguarda un vigile urbano di Agrigento per via delle tante multe fatte nel corso dell'ultimo concerto di Baglioni al Teatro Pirandello. Ce ne parla meglio il collega Eugenio Cairone. Soprannominato lo sceriffo, spostato dalla strada in ufficio. Questa è la notizia dei giorni scorsi che riguarda un vigile urbano in servizio ad Agrigento. Le polemiche, come al solito in città, sono arrivate puntuali a stigmatizzare un provvedimento che secondo alcuni era da evitare. Ma ad Agrigento non servono vigili urbani sceriffi, ma vigili presenti nelle strade, soprattutto quando serve davvero, come ad esempio al Viale della Vittoria, dove un'ambulanza diretta in ospedale è rimasta intrappolata. Purtroppo non è la prima volta che succede, così come ci vorrebbe la presenza di un agente in piazza Vittorio Emanuele, dove si consente ancora ai pullman di linea di sostare con le conseguenze che ormai tutti conoscono. Un vecchio problema che non ne smuove l'amministrazione comunale, che lascia tutto nella precarietà assoluta, con i rischi che questo comporta, per non parlare dei disagi subiti dai passeggeri. La settimana scorsa ci siamo occupati della raffica di multe nei pressi del Teatro Pirandello, dove era in programma il concerto di Claudio Baglioni. Le auto multate, lo ricordiamo, erano parcheggiate senza creare intralcio o pericolo per la circolazione. Ecco, la tolleranza zero ad Agrigento arriva sempre nei momenti meno opportuni, come in questo caso, per dimostrare forse di trovarsi in una città dove tutto funziona, ma non è così e gli agrigentini lo sanno. Magari a fare la multa ai tanti forestieri che si erano recati al concerto è stato proprio lui, il fantomatico vigile sceriffo di cui bisogna ribadirlo, Agrigento non ha proprio bisogno. E i tecnici dei vigili del fuoco, i carabinieri e il consulente della procura di Agrigento, coordinati dal magistrato titolare del fascicolo d'inchiesta, hanno effettuato un sopralluogo per verificare le cause delle infiltrazioni di acqua, così come segnalato dai commercianti locali del piano terra dell'ex ospedale, l'edificio destinato alla nascente sede universitaria di Via Atenea, sotto sequestro dal 15 maggio scorso dopo il crollo di un muro dentro il cortile. State vedendo appunto il video. La richiesta è arrivata direttamente dall'Università di Palermo, proprietaria dell'immobile, al GIP del Tribunale di Agrigento Michaela Raimondo. Ottenuto il via libera, ieri mattina i vigili del fuoco, i carabinieri e il consulente della procura sono entrati nelle aree interdette per verificare le cause delle infiltrazioni, individuare gli interventi necessari a evitare ulteriori danni in piena stagione delle piogge. L'ingegnere Fabio Neri, incaricato dal GIP, depositerà a breve una relazione con l'indicazione dei lavori urgenti da eseguire e la ricostruzione delle cause del crollo, riferendo in aula tra pochi
i giorni. Gli indagati, ricordiamo che erano 9. Dopo 70 anni il Melkart, una statuetta di bronzo rinvenuta nel 1995 nel mare di Selinunte, torna a Sciacca, inaugurato il nuovo allestimento del Museo del Mare. Le interviste al direttore del parco Roberto Sciarratta e all'assessore ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato. Oggi scriviamo una nuova pagina per Sciacca, una pagina importante ma sicuramente una pagina identitaria. Abbiamo lavorato in sinergia, istituzioni, comune, parco archeologico, sovrintendenza, ma anche Museo Salinas, per cercare di portare a casa il Melkart, e arriva dopo 70 anni, motivo d'orgoglio per noi, motivo d'orgoglio per questa terra, motivo d'orgoglio per il territorio. Abbiamo lavorato tutti insieme per cercare di ottenere un risultato epocale che va a testimoniare lo straordinario lavoro fatto all'assessorato ai beni culturali in termini di tutela ma anche di fruizione del nostro patrimonio culturale. È un giorno importante perché si riapre uno spazio culturale che era chiuso, si porta di nuovo a casa un elemento culturale che era diventato ed è iconico per il territorio di Sciacca. Quando si riaprono questi luoghi la comunità se ne giova non solo tutto il mondo, ma la comunità ne apprezza perché lo sente vicino, lo sente proprio. Questo non fa che aumentare l'amore per il mondo dei beni culturali. Questo è un lavoro di grande sinergia comune, assessorato Scarpinato, l'assessore Scarpinato, la soprintendenza e il Parco della Valle dei Templi, che assieme si mettono per ritornare, riaprire un luogo che era un po' accantonato negli ultimi anni e per fare una cosa che da decenni la città di Sciacca aspettava, il ritorno del Melkart. Questo sarà il campanello che secondo me attirerà i visitatori in questo museo, che devo dire è stato pensato e voluto dall'allora sovrintendente Michele Benfari, ma dal compianto professore Sebastiano Tusa. Siamo felici di ricordarlo anche così, perché così vanno i beni culturali, vanno conservati, tutelati, riaggiornati, ma soprattutto riaperti al pubblico. Questo è il primo tassello, gli ulteriori saranno Museo Scaglione, ma prima di tutto Monte Crona Sciacca, che riapriremo entro il mese di dicembre. La giunta regionale convocata dal governatore Renato Schifani ha revocato e sospeso gli incarichi pubblici per i funzionari e i dirigenti indagati nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Palermo, che ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone, tra cui Totò Cuffaro e Saverio Romano, con l'accusa di associazione per delinquere, turbativa d'asta e corruzione, disposta altresì la sospensione dall'incarico a tempo indeterminato in attesa degli sviluppi del procedimento penale per Maria Letizia Di Liberti, dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia, che secondo l'accusa avrebbe girato la documentazione sui bandi per farli avere direttamente a Cuffaro. La guida della struttura è stata assegnata ad interim al dirigente del Dipartimento al Lavoro Ettore Foti. Il presidente Schifani ha chiesto inoltre all'assessore alla famiglia di revocare l'incarico al suo segretario particolare Vito Raso, anch'egli indagato nella stessa inchiesta e da anni braccio destro di Totò Cuffaro. Su indicazione della Giunta, l'assessore all'agricoltura avvierà il procedimento disciplinare con sospensione cautelare dal servizio nei confronti del direttore generale del Consorzio di Bonifica 2 di Palermo, Giovanni Tomasino. E a proposito dell'inchiesta Mala Sanità, arriva ora una notizia da parte dell'ex governatore Cuffaro, che afferma: questa mattina ho rassegnato nelle mani del presidente del partito Renato Grassi e del segretario organizzativo Pippo Enea le mie dimissioni da segretario nazionale della Democrazia Cristiana. Ringrazio tutti coloro che in questi anni hanno condiviso con me un percorso di impegno e di servizio al partito. Il Presidente ha convocato per il 20 novembre il Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana, che sarà chiamato a esaminare e ad accettare le mie dimissioni irrevocabili e a definire le successive decisioni organizzative. Passiamo ora a un'ampia pagina di cronaca.
ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 persone indiziate di lesioni personali aggravate verso un anziano invalido civile al 100% di Ravanusa. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Licata e della sezione di Ravanusa. Il provvedimento è stato messo dal GIP del Tribunale di Agrigento. Il servizio. All'alba di oggi 7 novembre i carabinieri della compagnia di Licata hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 persone di età compresa tra i 19 e i 55 anni, residenti a Ravanusa, ritenute gravemente indiziate di lesioni personali aggravate, atti persecutori e violenza privata in danno di un concittadino di 50 anni. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Agrigento su richiesta della Procura della Repubblica. L'attività trae origine dai fatti avvenuti nel tardo pomeriggio del 12 ottobre scorso all'interno della villetta comunale di Ravanusa, quando la vittima era stata violentemente aggredita senza un apparente motivo da alcuni soggetti del posto, anche mediante l'uso di tirapugni, che avevano coinvolto anche un altro concittadino intervenuto per cercare di placare la situazione. L'uomo, invalido civile al 100%, aveva riportato fratture multiple alla mascella e una lesione al bulbo oculare, giudicato guaribile in 51 giorni dai sanitari dell'ospedale di Canicattì. Le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Ravanusa, coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento e sviluppate attraverso l'acquisizione di testimonianze e dall'analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti, hanno così consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di identificare gli autori dell'aggressione, alcuni dei quali già sottoposti a provvedimenti giudiziari, i quali nei giorni successivi all'episodio avrebbero inoltre tentato più volte di ottenere la remissione della querela, presentandosi anche presso l'abitazione della vittima ed esercitando pressioni e varie minacce. Nella fase esecutiva del provvedimento sono state eseguite perquisizioni nei confronti dei 4 arrestati, nel corso dei quali, in un casolare nella disponibilità di uno di loro, sono stati rinvenuti 400 grammi di marijuana posti sotto sequestro, mentre presso l'abitazione di un altro sono stati rinvenuti 3 proiettili calibro 22. Gli arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di Lorenzo di Agrigento a disposizione dell'autorità giudiziaria. E 2 settimane fa i carabinieri avevano scoperto in un'area di Verde a Caltabellotta una baraccopoli dove c'erano 8 marocchini e tunisini, 2 dei quali irregolarmente presenti sul territorio italiano. Da Caltabellotta alla vicina Ribera, nuovo blitz dei militari dell'Arma, questa volta nel complesso edilizio in stato di abbandono. In via Tevere a Ribera, all'interno della struttura, i militari sono trovati di fronte a una situazione di forte degrado. A entrare in azione alle 4 della notte sono stati i carabinieri della tenenza di Ribera, collaborati dai militari delle compagnie di Agrigento, Canicattì, Cammarata e Licata, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dell'immigrazione clandestina. Una volta fatta irruzione nello stabile, hanno bloccato e identificato 14 cittadini stranieri di nazionalità algerina, marocchina e tunisia, di cui 10 risultano irregolari sul territorio nazionale. A conclusione dell'attività, 4 stranieri sono stati accompagnati al centro di permanenza a Rimpatri di Trapani per la successiva espulsione. Ad altri 6 invece, con la collaborazione del commissariato di polizia di Sciacca, è stato notificato il decreto e quindi l'ordine di espulsione. E i carabinieri della stazione di Cammarato hanno arrestato a Palermo un uomo ritenuto responsabile di una rapina aggravata commessa poche ore prima a San Giovanni Gemini. Il servizio. I carabinieri della stazione di Cammarata hanno arrestato a Palermo un uomo ritenuto responsabile di una rapina aggravata commessa poche ore prima a San Giovanni Gemini. L'arrestato è un 33enne residente nel centro montano, già noto alle forze dell'ordine. È stato fermato e dichiarato in stato di arresto in flagranza di reato, quindi successivamente condotto presso la casa circondariale Pagliarelli di Palermo a disposizione dell'autorità giudiziaria. La rapina era stata consumata intorno alle ore 3 del mattino in una sala giochi dove un individuo con il volto parzialmente travisato aveva fatto irruzione mostrando
alla dipendente il calcio di una pistola infilata nella cintura e si era fatto consegnare circa 100 euro in contanti prima di allontanarsi a piedi per le vie del centro abitato. Le immediate indagini avviate dai carabinieri del luogo hanno consentito, nel giro di poche ore, di ricostruire le fasi della rapina e il percorso di fuga del presunto autore. L'analisi dei filmati di videosorveglianza, unita alla conoscenza del territorio, ha permesso pertanto di localizzare l'uomo nel capoluogo siciliano e di procedere quindi al suo arresto. Linea alla regia per la pubblicità. Palermo ospita Gensi, il congresso biennale ideato e organizzato dalla Sicilia di Ulisse, un'associazione che da oltre 20 anni riunisce ristoratori, albergatori e viticoltori dell'isola, una comunità di 52 soci, 21 cantine come partner, che hanno fatto della cultura dell'accoglienza e della cucina un racconto corale. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Palermo per 3 giorni, capitale delle eccellenze della cucina stellata, un'occasione anche di promozione per il nostro territorio. Sì, assolutamente, sono felicissimo, onorato di poter accogliere nella nostra struttura Grand Hotel Le Palme questo evento magnifico. È anche il nostro ingresso nella Sicilia di Ulisse, cosa di cui siamo veramente felici. Vogliamo portare un buon sapore nell'ospitalità, nella nostra ospitalità, perciò questa è un'occasione importante, ne siamo davvero molto lieti. Ecco, lei rappresenta un imprenditore certamente di successo. Quali sono le prossime sfide anche nel campo dell'hotelleria che vi attendono? Dobbiamo continuare a costruire qualità, dare autenticità al modo di fare accoglienza e questa è la chiave del successo accoppiato al Made in Italy. Dunque portare avanti questo nostro percorso di grande sviluppo, ma nel segno della qualità. Siamo qui molto volentieri, crediamo molto in questo progetto, in questa associazione, ne facciamo parte da tanto tempo, ne siamo sostenitori e quindi assolutamente con grande piacere, con grande desiderio siamo presenti. È un modo per rincontrarsi, per incontrare amici cari che fanno insomma il tuo stesso mestiere, quindi è un momento di confronto, di aggiornamento, l'opportunità come un congresso come questo, organizzato anche così bene, di dare insomma spunto anche a stampa e ospiti e opinion leader nazionali e oltre, di venire in questa splendida Sicilia e conoscere attraverso lo sguardo di chi fa ristorazione e hotellerie come quella che fa la Sicilia di Ulisse, insomma di scoprire e farsi raccontare questo bellissimo territorio. Quest'anno il congresso con la mia presidenza è caduto proprio su Palermo, perché abbiamo fatto gli anni precedenti era stato su Siracusa, quest'anno è toccata questa parte della Sicilia, abbiamo scelto Palermo, abbiamo scelto 2 location. Prima tappa del congresso è stato le cene diffuse, quindi 6 ristoranti dell'associazione dove i cuochi dell'associazione hanno cucinato in condivisione insomma, nei vari ristoranti. Oggi giornata congressuale all'Hotel delle Palme, con stasera un'altra parte dei cuochi che faranno la cena di gala. E poi domani saremo tutti all'Orto Botanico, quindi 2 location importanti di Palermo che danno uno la storia, l'altro il museo, l'Orto Botanico, un museo a cielo aperto che è una cosa fantastica. Le cene d'autore, il gourmet ma anche lo street food. Sì, diciamo che abbiamo fatto la prima parte con le cene come dici tu di autore e poi quello che è interessante soprattutto per chi arriva da fuori e dimostrare come anche lo chef che fa eccellenza, che fa gourmet, dove che quando si mette sul cibo di strada vengono fuori delle cose interessantissime e soprattutto divertentissime. Un viaggio nei sapori, un'occasione per conoscere il territorio ma anche per fare solidarietà. Sì, diciamo che abbiamo in questo congresso voluto fortemente sposare un progetto con 2 associazioni, una di Catania e l'altra di Agrigento. Sono 2 associazioni che si occupano di disturbi alimentari infantili, dove grazie a Unicredit siamo riusciti a trovare delle quote importanti economiche che saranno devolute direttamente a loro con presentazione di progetti importanti per le loro associazioni. Passiamo ora a un'ampia pagina sportiva per il campionato di calcio, promozione, girone D, l'Agragas incontrerà in trasferta il Frigentini a Modica. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini.
Quello della promozione Girone D è un campionato all'insegna di Priolo ed Acragas, che stanno creando una sorta di vuoto sotto, continuando un duello a distanza in previsione dello scontro diretto del prossimo 21 dicembre. In questo turno, almeno sulla carta, non dovrebbero avere grosse difficoltà a incamerare i 3 punti. Il Priolo infatti gioca in casa con l'Atletico Megara, mentre l'Acragas sarà ospite a Modica del Frigentini. Ben 5 punti sono quelli di vantaggio sull'immediata inseguitrice Santa Croce, che in casa se la vedrà con il Sommatino. Frigentini Virtus Acragas in programma questa domenica alle ore 14:30 allo stadio Pietro Scollo di Modica, verrà diretta da Valentina Scalzo di Enna, mentre i suoi assistenti saranno Vito Andrea Parisi di Catania ed Alfredo Alessandro Agosta di Acireale. Per quanto riguarda invece il girone A di promozione, opportunità per tentare la prima fuga del campionato sia per l'Aragone che per il Gemini, che giocano entrambe in casa, la prima con il Salemi, la seconda con il Camporeale. L'unica agrigentina a giocare lontano dal proprio campo è il Casertermini, che di recente non si avvale più della collaborazione di Renato Maggio e si presenta a Valderice con un nuovo tecnico in panchina, vale a dire Gaetano Greco. Stessa cosa si può dire per la Margheritese, che, sempre tra le mura amiche, affronta il malmesso Aspra e i 3 punti sono praticamente quasi in tasca, ma vedremo come andrà a finire. Ed ora le interviste della vigilia riguardante l'Acragas con l'attaccante Tene Lopez e il tecnico Sebi Catania. Vittoria in Coppa, sei in un buon momento, quanto conta per te dare continuità anche in campionato quando ti senti ormai nel gruppo e nei meccanismi del mister Catania? In lo personale sono contento perché collaboro per la squadra e per lottare per questa maglia per me è importantissimo. Quindi penso che stiamo facendo bene le cose per poter portare sempre una vittoria a casa, o quando giochiamo a casa noi sappiamo nella settimana che abbiamo quello importante di portare sempre a casa e di dare il massimo. Domenica a Modica contro il Frigentini servirà spirito di sacrificio e concretezza. Che tipo di atteggiamento dovrà avere l'Acragas per portare a casa la partita? Sì, lo sappiamo, come te l'ho detto prima, tutte le partite sono tosta, sappiamo che giocare in quel campo non è facile, però noi alleniamo giustamente per poter andare e portare 3 punti che per noi è importante, così manteniamo questa posizione nel campionato. Tu sei consapevole che ogni 2 gol annullati ne devi fare uno? Sì, mi dà rabbia quello, perché sappiamo che dopo, quando guardiamo l'immagine, che non era fuori gioco, e un po' mi arrabbio, però niente, dai, dobbiamo continuare così non alzano più la banderina. Prima volta da Agrigento, come ti stai trovando qua? Sì, prima volta stare qua è benissimo, è una città grande, sappiamo l'Acragas lo che rappresenta questa città, e sono contento, la famiglia mia pure alla scuola, al lavoro, mia moglie sono molto comodi, quindi se loro stanno bene, io pure mi sento bene qua con tutti i tifosi, la città, e stiamo tranquilli. Allora mister, dopo la buona prova in Coppa arriva una trasferta complicata come quella di Frigentini. Che tipo di partita si aspetta su un campo così particolare e contro una squadra che in casa concede veramente poco? Come tutte le partite, io guardo intanto portiamo grandissimo rispetto a tutti gli avversari, poi io devo guardare in casa nostra. È una squadra che sta crescendo, una squadra che riesce a vincere anche delle partite sporche, come ho sempre detto, compresa quella di mercoledì, che abbiamo affrontato una squadra veramente difficile. Quindi andiamo avanti per la nostra strada, andando ad affrontare tutte quelle che sono le insidie e le avversità
del campionato. La squadra con il passare dei minuti sembra più compatta, più convinta, si sente che quest'Akragas sta trovando l'identità e la continuità che lei cercava? Ma guarda, è normale, quando tu hai una squadra totalmente rinnovata, è normale che poi acquisisci col tempo quella mentalità, quei meccanismi che ci vuole in una squadra. Io mi posso ritenere più che soddisfatto dell'atteggiamento che hanno questi ragazzi, perché dal primo giorno si sono messi a completa disposizione, hanno lavorato sempre con massima professionalità, per cui un allenatore che ha a disposizione un gruppo del genere non può che essere sereno, consapevole che i ragazzi stanno facendo, a mio avviso, un grandissimo lavoro. Mercoledì in Coppa c'è stata una difesa di emergenza, assenza di Cipolla, forzata per chi qualifica, Alex Noto che era alle prese con un fastidio muscolare. Ma guarda, mercoledì chi ha sostituito gli assenti ha fatto un'ottima partita, non abbiamo rischiato nulla, hanno fatto quello che sanno fare, perché ti ribadisco, io ho 22 titolari, chiunque esso sia viene chiamato in causa, fa egregiamente il suo lavoro, perché comunque anche in passato hanno sempre giocato, sono ragazzi più che validi. Sicuramente andranno in campo quelli che staranno meglio, che hanno recuperato più energie, perché giocare ogni 3 giorni non è facile, nel mese di novembre affrontare 7 partite non è cosa da poco, però grazie al lavoro dello staff e grazie al lavoro di questi ragazzi riusciamo a recuperare energie fresche per andare ad affrontare le partite. E per il campionato di promozione la squadra dell'Aragona se la vedrà con quella del Salemi, con l'obiettivo di vincere. L'intervista all'allenatore Carmelo Giordano da parte di Davide Sardo. Mister Carmelo Giordano, domenica arriverà il Salemi ad Aragona, una partita che promette tante emozioni, l'obiettivo è vincere per dare continuità ai risultati. L'obiettivo è quello di far prevalere il fattore campo, faccio un appello come ho fatto 2 settimane fa, serve la spinta del nostro pubblico, il Totorusso deve essere il valore aggiunto, la spinta dei nostri tifosi, di tantissime famiglie che verranno allo stadio. In questo momento l'Aragona è un patrimonio importantissimo per la città e quindi i veri protagonisti non devono essere i giocatori, lo staff e la società, ma deve essere la gente che deve vivere intensamente queste giornate di sport. Parliamo della partita, parliamo dell'avversario, il Salemi, che squadra è? È una squadra forte come tutte le squadre trapanesi che sono nel girone A, una squadra allenata da un allenatore esperto come Ficuccio, una squadra che è composta da giocatori esperti, una società che ha un blasone importante, quindi servirà la migliore Aragona per metterli in difficoltà. Come si sta in testa al campionato? Io sono abituato a guardare dietro e mai avanti, noi siamo vicinissimi al primo obiettivo stagionale che è quello di una salvezza tranquilla, visto che giù comunque il Terrasini non spinge, quindi è ovvio che se vogliamo alzare il livello dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, dobbiamo migliorare nella fase difensiva, perché anche domenica a Terrasini abbiamo subito 2 gol frutto di nostri errori tecnici e se vogliamo diventare una squadra importante dobbiamo migliorare questa fase. Dopo è chiaro, lo ribadisco, la squadra è formata da giocatori qualitativamente importanti per la categoria, la società in questo momento non ci sta facendo mancare davvero nulla, quindi ci sono tutti gli ingredienti affinché quest'anno ci possiamo divertire. Lo spogliatoio come sta vivendo questo primato? Lo spogliatoio è uno spogliatoio composto da uomini, difficilmente in passato ho allenato squadre con ragazzi che abbiano questi valori umani, non è scontato, soprattutto chi gioca meno, trovarlo dalla tua parte, sostenere i compagni, sostenere il lavoro quotidiano dello staff, quindi da questo punto di vista sono davvero molto soddisfatto. Il girone parla Agrigentino, in testa Aragona e San Giovanni Gemini, che bella soddisfazione! Il girone parla Agrigentino, però sappiamo che nel girone ci sta venendo fuori il Valderice, c'è un Alcamo che ha una continuità importante, c'è uno Sporting Palermo che ha un buon rendimento.
È chiaro che il Gemini, nulla da ridire su quello che è il nostro percorso, è stato costruito per blasone, organizzazione, tifoseria, abitudine a giocare questo tipo di campionato per vincere. Noi siamo una bella sorpresa e vogliamo continuare ad esserlo. Provo a metterti in difficoltà. Quanto c'è di mister Giordano in questo primato dell'Aragona? Nulla perché sarei presuntuoso, non voglio esserlo. C'è un'organizzazione di lavoro importante che va avanti da metà maggio, quando col Presidente ci siamo seduti la prima volta, quindi soprattutto in questo momento bisogna fare stare bene e mettere al centro del progetto quello che sono le capacità e le qualità dei giocatori. Io sto cercando solo di mettere a disposizione la mia esperienza e di fare indossare a loro l'abito che gli si addice meglio. Vediamo ora una panoramica degli incontri di calcio della domenica. Il Castrum Favara incontrerà la squadra di San Cataldo in trasferta in eccellenza, il Licata se la vedrà con il Marsala, il Camarat con il Castelvetrano fuori casa e l'Unital Sisciacca a Bagheria. Per la prima categoria l'Empedoclina in casa giocherà contro il club palermitano Fada Football Club, ma il servizio completo ascoltiamolo dal collega Carmelo Lentini. In Serie D girone di Castrum Favara nella tana del Valentino Mazzola contro una San Cataldese dal dente avvelenato che intende risalire la china. La compagine di Sena si ritrova infatti in una zona molto scomoda e di recente ha anche cambiato allenatore. Al posto di Orazio Pidatella ci sarà Vanzetto. Sfide interessanti a Palermo tra il locale Athletic Club e la Nissa, staccate da appena 2 punti, mentre da Cireale scende la Regina. In eccellenza gironea, occhi puntati sul match del Dino Leotta tra il capolista Licata e l'attuale inseguitrice Marsala. Il distacco tra le due è di appena 1 punto e tutto dipende dal risultato finale per rimodulare l'alta classifica. Il Camarat del neotecnico Cammarata gioca invece a Castelvetrano contro la locale Folgore per riprendere la strada interrotta lo scorso turno di campionato. Infine impegnativa trasferta per l'Unitas Sisciacca sul rettangolo di gioco del Bagheria Città delle Ville. Dopo il turno di sosta si ritorna in campo nel torneo di prima categoria Girone B. Torna a giocare al Collura l'Empedoclina di Mariano Cordaro, che dovrà vedersela con il club palermitano Fada Football Club, attuale vice capolista. Una gara che si prospetta molto impegnativa. Trasferte abbordabili per il capolista Cianciana sul rettangolo di gioco del Villabate e per l'Alessandria La Rocca che si reca a Collesano. Anche in seconda categoria, Girone B riprendono le ostilità. Il capolista Bovo Marina Montallegro potrebbe incrementare i punti in classifica giocando fuori sul campo di una pericolante, vale a dire il Vis Bonpietro. Sarà derby aperto a qualsiasi risultato invece sul campo di San Biagio Platani, dove sarà di scena il derby con il Favara Calcio. Difficile trasferta ma non impossibile per il Menvi che si reca sul campo del Saraceno San Giovanni Bosco. Interessante terzo turno di campionato in terza categoria e concludiamo, sarà scontro al vertice tra Real Favara e Sporting Acregas, il cui risultato finale potrebbe regalare la vetta solitaria. E oggi sabato per il campionato di pallamano maschile Serie A Silver, appuntamento alle ore 16:30 contro il Teramo nel nuovo palazzetto dello sport di Agrigento in piazzale Ugo La Malfa. Lillo Gelo, coach della pallamano Girgenti, intervistato da Davide Sardo. Sicuramente la vittoria è il nostro obiettivo di vincere. Non sarà una partita facile perché il Teramo è un'ottima squadra che verrà qui a giocarsi tutte le carte, ma noi ci siamo preparati per questa partita nel giusto modo. Teramo che pallamano gioca? Ma loro hanno avuto, hanno una squadra che gioca in velocità, hanno un terzino destro bravo nell'1 contro 1, lo straniero Bernacea che nell'ultima partita non ha giocato perché è infortunato e quindi non sappiamo se sarà presente. Questo era un giocatore molto importante per loro, però diciamo che hanno una squadra molto quadrata.
Il Girgenti come arriva a questa sfida? Arriva, arriviamo bene perché abbiamo lavorato, ci siamo allenati, abbiamo preparato bene questa partita, quindi siamo sicuramente fiduciosi. Anche domani sarà in formazione rimaneggiata, cosa potrebbe fare la differenza tra le due formazioni? È quello che è importante è l'approccio alla partita, la difesa, i portieri hanno il loro peso fondamentale e su questo diciamo che noi con Benjamin, che nelle ultime 2 partite ha giocato veramente bene, quindi siamo molto fiduciosi su questo. Presidente, quanto è importante domani la posta in palio per la pallamano Girgenti? La posta in palio è altissima perché usciamo da 2 sconfitte in campionato. Non sarà una partita facile perché anche loro hanno lo stesso destino che la pallamano Girgenti, 2 partite, 2 sconfitte, quindi domani sarà un match sicuramente punto a punto, ma ce la metteremo tutta per iniziare a portare i primi risultati, i primi punti in un campionato, come anticipato, molto ma molto difficile e molto tecnico, perché si gioca una Serie A di altissimo livello. Domani cosa potrebbe fare la differenza? La differenza, io al primo posto ho messo sempre il pubblico. Il pubblico è uno dei nostri migliori giocatori, uno dei nostri migliori sponsor. Noi abbiamo bisogno del pubblico per incentivare questi ragazzi che fanno tantissimi sacrifici. Alla squadra cosa hai detto in settimana? Avete parlato tra di voi? Abbiamo parlato tra di noi, stanno cambiando un po' di cose anche a livello tecnico, stiamo in trattativa con un paio di atleti molto importanti che faranno e porteranno un po' di aria nuova a questo campionato che non ci aspettavamo così difficile. Le tue sensazioni alla vigilia quali sono? Le sensazioni sono sempre positive, però ogni volta si esce con l'amaro in bocca, sempre strappati da qualche punto, di qualche illusione, perché spesso nelle partite anche a Fasano ci siamo ritrovati più di qualche secondo primi rispetto a loro, però la pallamano è uno sport molto difficile, molto veloce, che in un minuto può cambiare le sorti delle 2 squadre. Torna a giocare in campionato, arriva a Teramo, avversario ostico per la pallamano Girgenti, in casa Girgenti l'imperativo è vincere. Sì, è importante, domani sono molto importanti 2 punti per stare un po' tranquilli, anche i ragazzi ne hanno bisogno perché veniamo da 2 sconfitte, specie la seconda che brucia un po'. Quindi ho visto che hanno lavorato bene in settimana i ragazzi, speriamo di poter dare il massimo e portare 2 punti al nostro pubblico che se li merita. Che tipo di risposte ti aspetti dalla squadra? Io come risposta mi aspetto che diano, come fanno sempre, il massimo, ma senza stress. Devono lavorare e portare i 2 punti con la tranquillità, gestendo la partita, non facendosi pressare mentalmente né dall'avversario né dalle condizioni esterne. Noi è vero, siamo a 0 punti, ma il campionato è lungo, la squadra c'è e le risposte arriveranno sicuramente. Quanto è importante domani la posta in palio? La posta in palio ci farebbe viaggiare in tranquillità per il proseguo, perché sarebbero 2 punti importanti che ci staccano intanto dagli ultimi posti, già questo farà lavorare la squadra in maniera più serena e poi potrebbero arrivare delle sorprese, mi auguro a breve, per rinforzare l'organico, perché abbiamo capito assieme all'allenatore e ai dirigenti che occorre puntellare la squadra in alcuni punti dove purtroppo siamo carenti, ma per emergenze, infortuni. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo un buon fine settimana.